perché prima di iniziare il tour, io nei tour precedenti non avevo mai parlato, perché sono fatto così di carattere, sono uno che parla poco, preferisce magari più dire quello che pensa nelle canzoni. Però ho detto in questo tour ho la possibilità di parlare a un sacco di ragazzi della mia età, un po' più grandi, un po' più piccoli, a bambini, a famiglie, insomma c'è gente di tutta l'età, quindi cosa che posso dire che possa rimanere nel mio piccolo senza voler insegnare nulla a nessuno. E quando scrivevo questo discorso inciampavo sempre nella parola passione, le passioni, e quindi dico questa cosa a tutte le date perché per me è importante ribadirlo, perché il nostro tempo qui è limitato. Tante volte i miei amici mi dicono: Madonna, sei pessimista, in realtà sono realista. Il tempo di tutti qui è limitato e quindi il senso secondo me è quello di vivere dentro la passione che uno ha, coltivare una passione, vivere veramente al 100% dentro quella passione. E vedevo un film che diceva una cosa stupenda, che è questa frase, ovvero che l'ossessione batte il talento sempre. Quindi anche se siete talentuosi nel fare qualcosa, siate ossessionati nel coltivare il vostro talento, perché il talento da solo vi lascerà a piedi sempre. Ecco, questa è una cosa che mi piaceva dire, e dico questo perché questo è il mio momento preferito, perché è arrivato un pianoforte di là, se vedete. E io torno un po' come quando ho iniziato. Ho iniziato a studiare il pianoforte, è diventata la mia passione, quando avevo 8 anni, perché le maestre dicevano ai miei genitori di trovarmi un hobby. Siccome a calcio era una pippa, mi hanno portato a fare musica. A 14 ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni, tra cui Giusy, che adesso per esempio canteremo. E io mi piace concludere così questo discorso, che adesso torniamo come quando io ho iniziato in cameretta a scrivere le mie prime canzoni, e vi giuro, non avrei mai pensato che sta cameretta diventava così grande. Mai. Grazie mille ragazzi. Grazie di cuore. Buonasera. Buonasera. Se facciamo una cantata.